Buon pomeriggio a tutti carissimi amici friscalettari di tutto il mondo, di tutto l'universo, di tutto il metaverso. Il vostro amico friscalettaro Nino, siculo piemontese, ciapanese, da abitato a Torino ormai da 35 anni. Questo è il mio amore, oltre che vabbè, io essere sassofonista, clarinettista, cornamusaro, anche un po' violinista, organettista fra un po' e vabbè, tutti gli strumenti che sono, però questo è l'anima della Sicilia, questo strumento della Sicilia è così molto anche semplice, ma come tutte le cose, anche se può essere semplice, ci va un po' di pazienza a studiare a suonare. Vi faccio ascoltare da un po' di tempo che non ci vediamo. Mi arrivano un sacco di vostre richieste, datemi tempo per gli spartiti, voi iscrivetevi, tanto non vi costa niente, dovete solo mettere l'iscrizione e soprattutto mettete il pollice a ogni mio video, così l'algoritmo si smuove e possono conoscere tutti me, ma soprattutto il friscaletto siciliano. E poi soprattutto ragazzi, in modo da poter diffondere, mettete la campanellina così sarete informati di tutti i video, ma soprattutto mi fate anche guadagnare qualcosina per poter anche sostenere tutte le spese degli spartiti che vi mando, i pezzi, i brani, i quesiti. Io ci sono sempre gloria di questo strumento. Oggi vi faccio ascoltare il primo tempo di una mia composizione, la tarantella impacchiusa. Seguiranno un po' come le patate impacchiuse, quelle siciliane che si fanno nel forno col formaggio, bella al forno, sono buonissime. Tarantella impacchiusa. Questo è il primo tempo, seguirà poi il secondo e il terzo tempo. Mi raccomando, fatela lenta, non abbiate premura, le cose vengono, però le dita devono comunque abituarsi. Lo strumento deve abituarsi a voi e voi allo strumento, quindi potete suonare tutti benissimo, però ci va un po' di pazienza. Poi c'è chi riesce subito, chi riesce dopo. Mi raccomando, Allora, strumento in do, fiscaletto in do del mio amico Libo Graziano, un grandissimo costruttore messinese di strumenti fiscaletto, soprattutto in do, è un bellissimo strumento, ve lo faccio ascoltare. Tarantella impacchiusa, prima parte. Questa è poi la seconda parte, la vediamo poi nelle prossime puntate. Allora ragazzi, mi raccomando, fate i bravi, iscrivetevi al mio canale, non vi costa niente, in modo da diffondere il mio canale in tutto il mondo e soprattutto